Benvenuti qui nella fanpage, nella recensione della Old Friuli. Avete sentito bene, recensione della Old Friuli. Ora voi vi starete credendo, dire che venerdì e non è pubblicato niente. Avete ragione, io devo pubblicare un video, però ho detto, sapete che vi dico, siccome esce la Old Friuli e io torno a fare le recensioni della Old Friuli, perché non facciamo due video il sabato? Teoricamente dovrebbero essere tre, ma non so con cosa riempire il terzo. Quindi faccio questi due video. Quello che ho pubblicato prima di questo doveva uscire ieri, invece lo faccio uscire oggi. Questo, vabbè, lo registro oggi, lo faccio uscire oggi. Recensione della Old Friuli. Abbiamo tante novità. Innanzitutto, Happy Farming ci ha presentato la nuova mappa, eccetera, eccetera, le nuove funzioni, eccetera, eccetera. Ci ha fatto anche vedere Concetta, che era un sacco di tempo che non la vedevamo. Come sappiamo, Concetta e Happy Farming hanno truffato tutti, faranno anche un matrimonio in futuro. E poi abbiamo anche saputo che Happy Farming ha licenziato a Pino Esposito e a Colberry, i suoi due ex operai, quindi ora bisogna anche trovare un nuovo operaio. Ha anche detto che la partnership con l'Inner Circle è finita, ma non per qualcosa, è finita per il fatto che Chris Jericho non va più d'accordo con, anzi Chris Jericho e Jake Hager non vanno più d'accordo con Santana, Ortiz e Sammy Guevara e pertanto, ora non so, Happy Farming e la signora Concetta da quale parte si schiereranno, se dalla parte di Santana, Ortiz e Sammy Guevara o dalla parte di Chris Jericho, Jake Hager, Daniel Garcia, i 2.0 e chi più ne ha più ne metta. Quindi della Chris Jericho Appreciation Society, non lo so. Però vedremo. Un altro, diciamo, un'altra curiosità sarebbe quella dei nuovi personaggi. Innanzitutto sappiamo che avremo un nuovo operaio e quando c'è un nuovo operaio è come quando i WWE annunciano che ci sarà un nuovo GM, tutti esalti perché chissà chi possa essere. Avremo anche nuovi personaggi. Io spero tanto di rivedere Zirbobolo, che lo vediamo sempre in tutte le mappe incazzatissimo, che cammina, chissà per quale motivo è così frustrato e incazzato Zirbobolo. Spero anche che è difficile rivedere lui, però Raul Colon Raul sarebbe un altro nome che mi piacerebbe molto rivedere. Però intanto il fatto che c'era la signora Concetta in carne e ossa questa volta, carne e ossa fra virgolette, è stato veramente bello vederla, è in forma. Noi la davamo per morta, invece hanno truffato tutti e Farming e la signora Concetta. Eh, Poi, insomma, una situazione molto particolare, vedremo come si svolgerà il tutto. Innanzitutto, sono sicuro che questa serie sarà dedicata a Leslie e a Ludmillo che ci guardano da lassù, anche se Leslie non muore mai per me, Ludmillo neanche muore mai, però Leslie proprio ce l'ho nel cuore, anche Ludmillo, ma proprio Leslie ciao al 100.000%. Eh, e poi, insomma, cosa c'è da dire? Io non dico che sotto sotto ci godo un po' che hanno licenziato Pino Esposito perché alla fine era stato premiato come personaggio del 2021, ma chissà se magari lo rivedremo magari incazzato per il licenziamento. A Colberry invece dubito che sia incazzato per il licenziamento perché alla fin fine a Colberry è un bonaccione, figuratevi se si incazza per il licenziamento. Lui pensa adesso a prendere, a cacciare qualche Bigfoot insieme al suo team, eh, torna da Wild Bill, torna da Buck, torna da Willy, pace all'anima anche oddio, di Trapper, stavo dimenticando, ho avuto un attimo un lapsus, e insomma, ho molta hype comunque, perché comunque era da parecchio tempo che attendevo questo ritorno, la terza stagione, che vabbè, in teoria la prima stagione era la All Friuli, la seconda era il Bel Friuli, per me questa è la terza stagione, quindi non è né la seconda del Bel Friuli né la seconda della Old, questa è proprio la terza, perché alla fine All Friuli e Bel Friuli sono la stessa cosa, solo il nome cambia.
Quindi per me questa è la terza stagione, quindi una terza stagione veramente intrigante, una terza stagione che mi farà veramente dire cazzo che hype, cioè la All Friuli è la serie di farming che non sapevi di volere. Quindi questa è una citazione top. La citazione che io feci per Dana, ma è la citazione che Paolo mi ha rubato per la sua Gmod. Anzi, nostra Gmod, comunque per il suo show. E tra l'altro mi è piaciuto anche molto il segmento dove Happy Farming ha detto mi piace sedermi sul divano e guardare le recensioni del cane da guardia, ho veramente adorato quel momento. E, e allora io dico, a me piace sedermi sul divano, che fra l'altro ora sono seduto sul divano, quindi mi piace sedermi sul divano e guardare dal televisore la All Friuli, che tra l'altro io posso farlo perché ehm, il mio nuovo Sky Q, perché anche dalla PS4 lo posso fare, però ora mi viene più comodo perché ho Sky Q e posso andare su YouTube e quindi dal televisore posso vedere la All Friuli, quindi sono a posto così. Ok, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, o una nuova recensione o della GM o della All Friuli qui su questa fanpage, su questo fottutissimo canale. Alla prossima!